Amici di Fanner, appassionati di calcio a 11, benvenuti al centro sportivo Melli. Quest'oggi vi raccontiamo la quinta giornata del campionato prima categoria. Si scontrano la W3 Roma Team, che ha sempre vinto tra le mura amiche, contro il Grottaferrata, a quota 3 punti in classifica, vogliosa di riscatto. Per la W3 Roma Team, numero 1 Pro, 2 Muroni, 3 Bernardi, 4 Trobbiani, 5 Scafetti, 6 Ciorciolini, 7 Panzeri, 8 Di Rosa, 9 Alessandrini, 10 Baldassarre, 11 Mirante, 12 Giambuzzi, 13 Viti, 14 Buttarazzi, 15 Galluzzi, 16 Ricciardulli, 17 Monti, 18 Baldassarre. Attaccheranno da sinistra verso destra i bianchi, da destra verso sinistra invece gli orange. Grottaferrata completo arancione e pantaloncini neri. Batteranno i padroni di casa. Sembra essere tutto pronto. Inizia ora la partita. Lancio lungo subito per Panzeri a destra. Intercetta numero 3 Macri. Muroni per Alessandrini che fa sponda. Lancio lungo di Muroni. Stacca Di Rosa. Ora ci arriva Baldassarre, alleggerisce dietro per Bernardi, col sinistro Ciorciolini, Mirante non blocca, Nicocci per Vicale, lancio lungo, gira a sinistra dove c'è Macri, in avanti. Bravo Lele! Ora fa! Solo, fra Alessio. Mazzacci De Angelis, lancio lungo sulla destra per Simonetti. Bernardi va al lancio lungo, Nicocci. Ora Bernardi scambia con Di Rosa. Ora Mirante non riesce a bloccare, riparte quindi Nicocci con le mani. Lunga per Chiappelloni che sponda, blocca tutto, adesso Ciorciolini.
De Angelis. Gira palla ora il Grottaferrata indietro per Matera, va al rilancio lungo, fuori gioco di rientro di Salimeri, ora a destra per Muroni, lancio di prima, Panzeri, intercettato il lancio di Trobiani. C'è un fallo Gagni, Chiappelloni. Allora, scusa, ti devo vedere. Anche Giacchetta in uscita, Gira palla ora di Grottaferrata. Giacchetta. Corvicale. Alleggerisce per Matera dietro. Va al rilancio lungo. Sporco ma che arriva dalle parti di Macri a sinistra. Massaci ancora. Scambia con Chiappelloni. Lancio lungo per il numero 7. Esce però prontamente. Si fa sentire. Bernardi. Ciorciolini per Scafetti. Lancio lungo di Scafetti dalle parti di Panzeri, ma c'è Macri che intercetta. La alza ora, arriva a Di Rosa, la mette giù. Scafetti ora gira palla, Ciorciolini pressato da Chiappelloni. All'indietro per Pro. Gira palla con calma Pro, ora Bernardi pressato. Supera prontamente il suo avversario ora, numero 4 di prima, fermato da Giacchetta. Riparte Muroni, gira palla, Scafetti, anzi arriva subito a Ciorciolini. Ora Scafetti. A destra per Panzeri, di prima col sinistro, buona intenzione, non ci arriva Baldassarre. Ora Scafetti, no, c'è stato il fallo di Trobiani in mezzo al campo. Ricomincia il Grottaferrata. Giacchetta, lancio lungo. Chiappelloni non ci arriva, Pro la blocca, ricomincia l'azione centrale, adesso Trobiani allarga per Bernardi. Ciorciolini. Bernardi sopra per Mirante, anticipato. Arriva Di Rosa però. Baldassarre la mette giù. Ancora Di Rosa, si gira bene col sinistro, a spazio Di Rosa. Il filtrante non arriva ad Alessandrini. Ora Micocci per Matera, al rilancio. La mette dentro, scambio con Baldassarre. Mirante di prima dentro l'area, troppo forte. Rimessa dal fondo per Matera.
Giro palla ora, Vicale, capitano. Centrale, scambio adesso, c'è Macri, lo ferma Muroni, scarica per Pro. Gira palla, Bernardi, sempre pressato, avanti per Mirante che fa il velo. Baldassarri scambia con Mirante, bene. Micocci lo intercetta, Bernardi spassa via. Controlla Vicale. Micocci. Riparte Trobbiani, contropiede, Di Rosa, allarga a destra, c'è Panzeri, sempre Macri che arriva prima, servono male il numero 7. Lancio lungo di Salimei, dalle parti di Macri, male Muroni, Salimei di prima, ci prova, disattenzione di Muroni che l'ha deviata clamorosamente ma l'arbitro non vede, quindi rimessa dal fondo, batter Pro. Ciorciolini gira, ci ripensa, avanza Ciorciolini, alza la testa, Mirante scambia con Baldassarri. Baldassarri per Mirante, buona l'intenzione, la mette dentro, la conclusione pericolosissima di Baldassarri, era un tiro cross. Matera, lancio lungo a sinistra, Muroni lascia scorrere. Va bene, Gianlu, sta qua. Gianlu, qua. A schiumare la Gianlu all'attaccare. Oh, vai, Panzer! Lancio di Trobbiani in avanti, Baldassarri spizza, salta Alessandrini, ci arriva, ora Di Rosa, avanza palla al piede, messo giù Di Rosa, calcio di punizione, netto ai danni di Di Rosa, punizione sulla tre quarti, pericolosa. Sul pallone Mirante, Alessandrini va a Mirante col sinistro e c'è la rete di Mirante direttamente da calcio di punizione, batte Matera, gran sinistro di Mirante ed è 1-0 W3 Roma Team. Lancio lungo, troppo lungo, Muroni lascia scorrere. Per Alessandrini, ci arriva Panzeri, ora Di Rosa allarga per Bernardi, avanza palla al piede, ha molto spazio, il terzino, c'è Mirante a sinistra, l'autore del gol, pressato da Micocci, ora Salamei, pressato da Trobbiani, ancora Micocci, la perde. Ricomincerà quindi
la squadra di casa. Lancio lungo, Baldassarre lascia scorrere. Male il portiere Matera che rischia tantissimo su Baldassarre. Sta per fare un disastro. In affanno ora la difesa degli Orange. Allarga a sinistra. C'è Macri. Alza la testa. La perde sull'attacco di Trobbiani. Ora Panzeri con la sua velocità sulla fascia. Ancora Panzeri che punta all'uomo. Si gira adesso. La perde. Riparte Macri. Salamei. Pressato. Alza la testa per Chiappelloni. In profondità. Esce però Pro. Lancio lungo per Baldassarre. Punta all'uomo. Si accentra, scarica. C'è Di Rosa, lancio di Di Rosa di prima. Pietro Paoli allontana adesso ancora Di Rosa. Alleggerisce per Muroni. Panzeri a destra, anticipato da Macri. Forse il migliore dei suoi fino adesso, quello più convincente. Centrale. Anticipato il Cerciolini. Riparte Baldassarre. Alza la testa, spazio Baldassarre, si accentra. Scarica a destra ora, male per Panzeri. Scafetti lascia scorrere, ora gira per Muroni. Alza la testa. Alessandrini spizza centralmente, non c'è nessuno. Riparte allora Massacci. Salamei pressato e messo giù da Di Rosa. Fischia giustamente l'arbitro. Lancio sulla sinistra per Macri. Vicale. Lancio ancora lungo, ci arriva Bernardi. Ora Mirante la mette giù. Non riesce a stopparla. Quindi riparte Micocci per il Grottaferrata. Salamei, pressato. Spazza via da... Arriva. Uomo, Davide, no, Davide. Uomo. Gira adesso Giacchetta. Supera l'uomo. Micocci si accentra. Troppo spazio per Micocci. Buona azione ora però del Grottaferrata, commette fallo ai danni di Pro, l'attaccante. L'arbitro ferma il gioco. Al rilancio Pro. Stacca Mirante, spizza però, ci arriva Micocci. Ora Ciorciolini mette giù Di Rosa, la perde Di Rosa. Riparte il Grottaferrata, rimessa laterale, batterà Micocci.
avanza Bernardi, spizza ora Mirante, Baldassarre non ci arriva, c'è un giocatore a terra dopo lo scontro aereo, l'arbitro ferma il gioco. Riparte il gioco per Matera. Picale avanza, palla al piede, alza la testa. Panzeri anticipa, riparte Trobbiani, lancio lungo per Baldassarre che è in buona posizione, la mette giù col petto, il tiro di Baldassarre. Ottimo lancio di Trobbiani, tiro un po' storto di Baldassarre. Lancio lungo, avanza il numero 9, ha molto spazio, alleggerisce dietro male. Bravo Giorciolini, grande grinta, ma c'è Macri, scambia ora. Pressato il numero 6 De Angelis, avanza De Angelis, fischia l'arbitro, falla ai danni di De Angelis. Ammonizione per Trobbiani. Botti Massacci col destro dentro l'area, staccano i suoi, la palla rimane lì, c'è un autogol però l'arbitro fischia, c'è un calcio di punizione a favore della W3 Roma Team. Grazie a questo episodio la rete non è valida. Lancio lungo di Pro, stacca Mirante, anticipato da Micocci. De Angelis, ora Baldassarre e il Mirante di prima in mezzo, ci arriva Baldassarre, anticipato, Pietro Paoli, riesce a superare Trobbiani, riparte Panzeri, Macri lo ferma ancora, Trobbiani, male il passaggio, Salameia, anticipa Muroni, c'è un calcio di punizione. Messo giù Muroni. Va a giocare! Lascia i mani, Ciccio. Leva le mani, vado nel calcio del stesso. Dietro. Chi dov'è? Dietro. Dietro, Vai, vai. Dai! Baldassarre, anticipo di Ciorciolini è regolare, messo giù Salomè, quindi calcio di punizione, riparte l'azione del Grottaferrata. Chiappelloni, scarica De Angelis, Massacci, anticipa Ciorciolini, ora Mirante, centrale per Baldassarre, si gira, spazio,
col suo sinistro, lancio lungo, intercettato. Riparte Bernardi col mancino, in avanti, fuori gioco di Di Rosa. Lancio lungo, stacca Baldassarre, ci arriva Giacchetta, il secondo palo, Panzeri prova ad anticipare Macri, però è più lesto di lui. Pietro Paoli scambia con Salamei, allarga a destra Micocci, la perde Micocci, lo pressa Mirante, male Mirante, non si capisce contro Bianno. Ora Pietro Paoli alza la testa, De Angelis, lancio a sinistra, c'è Muroni di testa, ora De Angelis la perde nuovamente, c'è Mirante, lancia per Panzeri, Bicale la mette giù con calma, il capitano esce, palla al piede, Salamei, Pietro Paoli la alza per Alessandrini, a sinistra ma non c'è nessuno, riparte Trobbiani, pressato da Pietro Paoli, finta di Trobbiani, in supera 2, alza Scafetti per Baldassarre, scarica ora Ciorciolini, gira per Mirante col sinistro, lancio lungo per Panzeri sul secondo palo, ci arriva Panzeri, che gol! Sul secondo palo di Valerio Panzeri, ha segnato Panzeri con il numero 7. Riparte Pietro Paoli, ora sono in superiorità numerica. Panzeri ripiega, riesce a tenerla in campo. Ora Muroni. Gira per Scafetti. Avanza Ciorciolini. Lancio lungo per Bernardi col tacco, ora Mirante gioca bene, ora la squadra di casa Di Rosa, molto spazio per Alessandrini, ancora Di Rosa sul tapin, ci arriva, c'è Baldassarre, si gira, scarica per Muroni, con il destro Muroni, c'è Panzeri a destra, Panzeri si accentra, scarica ora per Baldassarre, Mirante con il sinistro, Mirante prova la conclusione, Murato, Scafetti la alza, la poteva tenere giù, fuori gioco di Panzeri. Bravo Manuel! Che gira la palla! Dai, 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 oh, dai!
giri palla hanno fatto, raga, 3 giri palla, 3. Occhio qua, pronto, Giachetti ora a destra, Micocci. Giachetti. Scarica dietro per Matera. Giachetti. Lancio lungo. È entrato il numero 14, Buttarazzi. Trobbiani. Messo giù Trobbiani. E supera il calcio di punizione. Salamei gliel'ha scippata. Ammonito Di Rosa. Ma Pietro Paoli con il destro allontana Muroni, spazza Di Rosa, la mette giù Alessandrini, bene Alessandrini, e vola via adesso in velocità, superiorità numerica e ferma tutto. Vicale, era un'azione incredibile, sprecata dalla W3 Roma Team. Vicale alza la testa, fermato Vicale. Micocci fermato da Alessandrini con una spallata irregolare. Riparte Panzeri con il petto, la mette giù. Vicale. Di Rosa ferma tutto, riparte. Micocci con un fallo ferma Mirante. La mette dentro l'area, Mirante col sinistro potente. Ci arriva Panzeri sul secondo palo, è in fuorigioco. Riparte allora Matera. C'è Macri, lascia scorrere quindi per Simonetti. Vicale, De Angelis. Giachetta. Sopra bene l'uomo Giachetta con una finta. Buttarazzi la mette giù. Scambia bene Mirante per Di Rosa che è intercettato adesso, riparte Trobbiani. Gira palla ora, Buttarazzi che è entrato al posto di Ciorciolini, riparte Scafetti. Lancio lungo. Vicale mette giù con calma. Gira palla ora, Grottaferrata.
Non c'è nulla, dice l'arbitro, quindi si riparte. Micocci, numero 6, alza la palla, Bernardi, stacca Alessandrini con un fallo. Vicale, Pietro Paoli lancia lungo, esce Pro, subito Trobbiani, pressato, esce bene Trobbiani, messa giù da Massacci, Piaccio con lui. lancio di Salamei a destra, diagonale perfetta di Bernardi, ora Buttarazzi, anticipa l'attaccante, c'è Mirante adesso, sempre con la sua classe si gira, Bernardi, Scafetti, Baldassarre, De Angelis, Salamei alza la testa, prova la conclusione, Murato da Scafetti, Buttarazzi anticipa, esterno, Baldassarre la mette giù con calma, c'è Mirante, col sinistro, cambia gioco Mirante, Macri, sulla sinistra il numero 11, Simonetti, punta l'uomo, fermato da Scafetti, molto bene. Chiappelloni avanza ancora dentro l'area, molto spazio, la mette dentro, Muroni lo mura, all'ultimo a toccare il numero 9, quindi rimessa per i bianchi. La alza per Chiappelloni, Scafetti ci arriva primo, Panzeri riesce ad aggirare Macri, passa giù Alessandrini, Vicale, lancio lungo,
Vicale. Lontana Vicale. Tirosa. Esce bene il Grottaferrata che riparte ora Chiappelloni. Profondità, bloccato da Buttarazzi e Scafetti. Pro. Mette fuori il pallone, Chiappelloni a terra. Rilancio Pro. Stacca. Lo mette giù, anzi. Simonetti. Scarica per Vicale. Pressato Vicale. Bene, ne esce al pressing. Salamei. Si gira Salimei. Di là Stradica, Baldassarre che riparte in contropiede. Baldassarre è contro il portiere, prova forse la conclusione ma se la trascina fuori. Però molto generoso il pressing di Baldassarre ai danni di Massacci. Acquista il calcio d'angolo Baldassarre. Robbiani col destro dentro l'area, staccano tutti, c'è un fallo che commette Panzeri. Vicale, Simonetti, ha molto spazio, avanza con la sfera, avanza ancora Simonetti sulla sinistra, ora Macri la mette dentro, spazza con l'esterno Martini, ci arriva Simonetti. Messo giù Alessandrini, Vicale lo mette giù. Dai Francesco, Salimei, vicino, pusciamo.
Sacci, Addio. sinistra per Macri. Abbiamo levata! Bravi! Alessandrini ha molto spazio. Vieni. Mirante per Trobbiani. Bernardi. Buttarazzi, gira per Scafetti. Ora Bernardi ancora a sinistra. Lancio per Alessandrini. No look, ora ottima azione per Baldassar. Cross sempre dai piedi di Mirante, il migliore dei suoi. Anticipo di Bernardi, si gira bene. Mirante gira ora per Scafetti, pressato. Micocci pressa l'uomo ma è lasciato solo. Spreca solo l'energia in questo caso. Mirante per Bernardi, sovrapposizione. La palla termina fuori. Un minuto di recupero. È entrato il numero 15, Pignataro. Matera. Lancio lungo. Bernardi stoppa molto bene, però alla fine gliela portano via, ricomincia quindi Salimei. Gira Simonetti, fermato bene da Muroni, sempre concentrato. Bernardi spazza Buttarazzi. Calcio di punizione. Calcio di punizione sulla tre quarti. Vicale in mezzo all'area, allontana Mirante. È stato toccato, non era fuori gioco, quindi è un'azione incredibile, sprecata dalla Grottaferrata. Mirante, lancio lungo. Baldassare, troppo lunga. Rimessa con le mani. Termina qui il primo tempo, Roma Team in vantaggio di 2 reti. Ricomincia qui il secondo tempo. Scafetti allontana. Sacci.
Salimai non ci arriva, allora Pro riparte. Arriva! Gira bene Giachetti. Giacchetta. Vai Ale, vai Ale, vai! Oh! Pignataro scambia ora. A destra c'è Pietro Paoli. Dai, un po' di cosa! Prendi campo Ale, prendi campo! Cerca forte! Scafetti. Trobbiani. Ehi! Mirante dentro l'area. Messo giù l'attaccante, l'arbitro dice che non c'è nulla, quindi calcio d'angolo. Va Di Rosa dentro l'area, fuori per Mirante, era uno schema, era stato il velo di Bernardi, ancora calcio d'angolo. Scafetti stacca, bravo Panzeri, a sinistra c'è Mirante, la mette giù, ha spazio, sopra l'uomo per Di Rosa, non ci arriva, buona intenzione però di Mirante. Eccoli! C'è! Lancio lungo, esce Pro, la fa sua. Vicino Yuri! Lancio lungo di Pro per Alessandrini. Staccano però i centrali. Male, arriva Panzeri a destra. Approfitta Panzeri con la sua velocità, la mette dentro, il portiere esce molto male. Micocci la lascia lì. Azione incredibilmente sprecata da Baldassarre dopo l'ottimo spunto di Panzeri.
Allarga la sfera, Muroni anticipa tutti, parte palla al piede, molto spazio in avanti per Baldassarre, è regolare, quindi avanza il numero 10 fermato ora dal numero 5 Giacchetta. Messo giù questa volta ed è calcio di rigore, esce male Matera su Trobbiani ed è calcio di rigore per la Roma Team. Sul pallone proprio Trobbiani con il destro spiazza Matera, si procura il rigore e lo trasforma Trobbiani. 3-0 W3 Roma Team. Dominio della Roma Team, ora 3-0. Grottaferrata deve sperare in un miracolo. Non ci arriva Simonetti, mette giù Muroni. Riparte Baldassarre in contropiede, molto pericolosa l'azione, è stato messo giù Simonetti. Fallo da ultimo uomo, vedremo cosa deciderà l'arbitro, è solo un'ammonizione. Fallo dal limite dell'area ai danni di Alessandrini. La sfera a Baldassarre, la alza quel che basta ma viene murato Di Rosa. Filtrante non riesce. Non ci arriva Salimei, riparte Trobbiani, anticipato. Ora contropiede. Massacci non sfonda, tiro palla sbagliato, Panzeri la mette giù. Vicino, vicino, vicino.
lancio lungo sulla destra, Panzeri come un treno ci arriva, la mette giù, punta l'uomo a Macri davanti, lo supera Panzeri, la mette dentro, la blocca però Matera, ricomincia quindi il Grottaferrata a destra per Pignataro, scarica ancora De Angelis, lancio sulla sinistra, c'è Macri pressato ora da Panzeri, supera l'uomo Macri, lancio lungo di De Angelis, prova la conclusione De Angelis, cerca di dare una scossa ma Grottaferrata non riesce a concludere bene nello specchio della porta avversaria. Allora Muroni, Scafetti, Buttarazzi, centrale, Di Rosa, pressato, ne esce bene, Mirante, anticipato da Micocci, preso una pallonata in faccia, Mirante. Mia. Buona di là. Bernardi, Trobbiani in avanti, passaggio che termina addosso a Giacchetta che non stoppa bene, quindi regala rimessa laterale. Trobbiani si gira, cambia gioco per Panzeri, con calma Panzeri, ora gira dietro, Scafetti, Buttarazzi, Bernardi, controllo complicato di Bernardi, Buttarazzi pressato, gira palla dietro al portiere, bene Buttarazzi, ora c'è Pro, alleggerisce per Scafetti, centrale Trobbiani, ora fiducia a W3 Roma Team, l'arbitro lascia correre anche sul fallo di Panzeri, lancio lungo, esce Pro, Ale. Centrocampista, uno che va a sostegno, l'Ale. Buttarazzi, lancio lungo, Alessandrini stacca il numero 16 di De Luca, lo anticipa ma per l'arbitro è fallo. Parte ora è entrato anche Viti e Galluzzi, cambia gioco, c'è Panzeri che si è spostato a sinistra, ora spazio Panzeri, lo strozza però il suo sinistro, allontano, c'è ancora Panzeri che si avventa sulla sfera, pericolosa azione sempre del numero 7 Panzeri. Lancio di Buttarazzi, anticipato Buttarazzi, schiaffallo di mano,
Buttarazzi, ne esce bene. Pressato ora Scafetti, allontana, la mette giù. Baldassarre. Fischia molto ora l'arbitro, il gioco è molto spezzettato. Pignataro fermato da Panzeri. Fischia fallo l'arbitro. Lancio lungo interessante per Simonetti che si gira. La prima conclusione degna di nota del Grottaferrata con Simonetti. Lancia Panzeri, Micocci lo ferma, stacca Buttarazzi, Viti, Grazie! Bravo! esce bene Buttarazzi, messo giù, conquista il fallo. Fale Bernardi, palla al piede, si accentra ora il numero 3, molto spazio, c'è Panzeri sulla sua sinistra, col sinistro Panzeri mette dentro, male ma apprezzabile lo sforzo di Panzeri di calciare col suo piede debole. Contropiede del Grottaferrata adesso, velocissimo, fermato bene da Buttarazzi, sta giocando un'ottima partita. Ora riparte l'azione fuori gioco, il 2 forse teneva tutti in gioco ma l'arbitro non se n'è accorto, non è semplice senza un guardialinea. Stacca bene Galluzzi, Mirante adesso ha cambiato fascia con Panzeri. Panzeri non è in fuorigioco per l'arbitro, ricomincia allora Macri, Simonetti pressato, ne esce bene, palla al piede, conquista anche il fallo. Pignataro, lancio lungo, esce Pro. Male esce Pro, ora Simonetti alla porta sguarnita, la può mettere dentro, Simonetti allontana ora Bernardi, errore di Pro, non ne approfitta il Grottaferrata. Il
filtrante per Pignataro, esce bene Buttarazzi. Allontana Galluzzi, Giachetti, scambiano bene De Angelis e Gallucci. Ancora Salimei prova a sfondare, non riesce, alleggerisce, ora c'è Magri, palla termina fuori. Baldassarre in pressing, esce bene Baldassarre, si accentra, la mette dentro, troppo potente, ha fatto una cosa eccellente, poi ha sbagliato il traversone. Galluzzi prezzato, Bernardi la mette dentro di prima col sinistro, pericoloso. Pignataro, Salimei, Pietro Paoli, Pignataro, Massacci, non riesce l'1-2, anticipa Panzeri, Arezzato ora è messo giù, un fallo duro di Simonetti. Panzeri sulla fascia, troppo più veloce Panzeri, ora riparte Alessandrini che si gira, non c'è il calcio di rigore questa volta, allora riparte Salimei, Muroni, si gira Salimei, anticipo di Muroni, Viti, male per Mirante, alla riparte l'azione degli Orange, riparte ora Magri a sinistra, supera l'uomo, si accentra pericolosamente, ora scarica sulla sinistra, Simonetti la mette dentro, Bernardi spazza col destro, bene, spizza Muroni, Mirante per Baldassarre, si gira bene con il sinistro, Alessandrini la mette giù, riparte Bernardi, Inizia! E il giro! lancio di Buttarazzi per Panzeri, anticipa Nicocci, Tiraboschi per De Angelis, Pignataro a destra, Nicocci la mette dentro, esce Pro, anticipo di Scafetti, la palla rimane lì, prova al sinistro in semi rovesciata,
lancio lungo, mette giù Panzeri, avanza, palla al piede, si gira ora, Moroni lancia, anticipato da difensore che esce bene col sombrero, spazza Matera, Bernardi, Andre, prima Andre. No, Andre, prova, vieni prima, subito, Andre. Come sei, Massimo? Va bene qui, signore. Viti, esce bene Giacchetta, De Angelis, bravo Mirante a ripiegare, ora riparte, palla al piede, Veronica di Mirante, molto bene, ora fermato, troppi uomini su di lui, Giacchetta, Simonetti, punta l'uomo, De Angelis, Pignataro la mette dentro, la spizza, tira Boschi, ma c'è l'ottimo intervento di Pro, calcio d'angolo. So io il colpo. No? Io sto a marcatura. Uno dice le cose e poi non è così. Eccolo! Ora Baldassarre allarga a destra, Alessandrini, supera l'uomo Alessandrini, prova la conclusione, ha tanta voglia di segnare, però adesso è stato abbastanza egoista, c'era Mirante tutto solo a sinistra. Pignataro, anticipa Mirante, tira Boschi ora però, supera l'uomo, messo giù dal numero 13, brutto fallo, infatti verrà ammonito. Davide. Pignataro, Simonetti si accentra, fermato, la buttano via adesso Baldassarre, di spalle, Viti,
ancora Baldassarre con una mezza Veronica, avanza, palla al piede, supera l'altro numero 10, Baldassarre alza la testa, ora il filtrante dentro per Alessandrini sull'out di destra, la mette dentro l'area, sul secondo palo c'è Mirante che la metterà dentro, conclusione molto potente di Mirante. Galluzzi per Mirante. Buttarazzi. Il vantaggio. Mirante. C'è un uomo a terra. Questo perché sai correre, oh. Capito? Simone, dai, lascia perdere. Guardate che l'abilitazione al salto Oh ragazzi, dobbiamo stare zitti, dobbiamo giocare e stare zitti. Dove sta l'arbitro? Scafetti. Mirante col destro di prima. Giacchetta anticipa. De Angelis ora Salimei. Va bene, brava, Massacci. vai di là. Esce Pro. Bernardi. Alessandrini bravo col tacco di prima. Ancora Alessandrini. Prova la conclusione. No, Fabio. Sono due. Uomo che ti arriva. Salimei. Tiraboschi per Simonetti che di prima prova la conclusione molto pericolosa. Sì, gli piace Fabio. Domenica è importante, dai. Già da monete 25, dai. Fuori gioco di Viti. Pressing di Alessandrini. Salimei si gira. Tiraboschi a destra. De Angelis. Vai Andrea, dai! Alessandrini pressato da Giacchetti. Esce Pro, anzi accenna all'uscita, poi effettivamente non esce. Panzeri ora ha molto spazio, parte in contropiede il numero 7. È stato scalciato Panzeri, l'arbitro fischia in ritardo.
stato espulso il mister della squadra di casa per proteste. Sta rovina proprio. Oh raga, oh, dai! Uomo, uomo! Tiraboschi messo giù. Lancio dentro l'area, allontana Scafetti. Panzeri sulla sfera, fermato da Simonetti. Ripiega Panzeri, alla fine spazza via la difesa dei bianchi. De Angelis ora in mezzo al campo. Anticipo, Tiraboschi, prova subito la conclusione, blocca Pro. Lancio lungo. Ora per Tiraboschi in avanti, anzi a Salimei. Il filtrante per Tiraboschi, alla fine la palla viene spazzata via da Muroni. Panzeri la mette giù. Alessandrini cambia gioco, bene ora per Mirante, la mette giù. Si accentra Baldassarre, prova al sinistro, blocca Matera. Ale, lungo. Contropiede Salimei. Simonetti pescato in fuorigioco. Yuri, muero. Mirante di prima, ottimo, ci prova Alessandrini a pressare il difensore avversario. Gliela toglie Alessandrini, ora si accentra, cambia gioco per Mirante. Messo giù Viti. Fate tirare Riccardo, Ricca! Sul pallone Alessandrini, prova il mancino Alessandrini, deviato dalla barriera.
giù Bernardi fallosamente da Micocci. Blocca Moroni, bene Simonetti. Buttarazzi ferma Salamei. Panzeri sulla destra, ancora quanto corre il 7, la mette dentro, Giacchetta all'indietro di Petta, il portiere. Pignataro e Angelis in profondità per Simonetti, fermato da Scafetti. Mette dentro l'area, la respinta, messo giù, calcio di punizione. Punizione per il Grottaferrata, va con il destro, buona parata di Pro che allontana in corner. Corta per De Angelis, la mette dentro l'area, di testa, Pro che parata, e poi sul tap-in arriva la rete del 3-1.